Io ovviamente mi sono confrontata col presidente Schifani, con il quale abbiamo fatto un po' il punto della situazione e ovviamente le linee programmatiche da seguire. Quello è un assessorato che io conosco bene per avere guidato 5 anni la commissione in ARS di riferimento. Ne conosco quindi tutte le criticità, le emergenze, ma ne conosco anche le potenzialità. Spero di lavorare per riuscire ad andare oltre le emergenze e con l'aiuto dell'Assemblea regionale siciliana, oggi giuro in ARS, e questo è un legame che abbiamo voluto creare già nella scorsa legislatura tra il Governo e l'Assemblea. Questo legame deve continuare perché con questa sinergia, con questa collaborazione potremo riuscire insieme a dare una prospettiva di sviluppo anche attraverso i dipartimenti del territorio e dell'ambiente. I dossier sono diversi, ci sono alcune criticità ambientali legate alle discariche, legate ovviamente a Priolo, ma ci sono anche dossier sui balneari. Quindi sono in scadenza, bisogna capire come recepire la Bolkestein. Ci sono criticità sul corpo forestale, perché sapete bene il concorso che fine ha fatto, questa è una cosa che ha fatto molta rabbia, crea molta rabbia soprattutto in chi come me nella scorsa legislatura aveva lavorato per dare risorse, per aumentare la pianta organica, per metterlo in condizioni da quest'anno di poter essere più operativo. E il tema del personale è tutto in piedi. E così anche sull'ARPA, bisogna sciogliere il nodo nei rapporti con la sanità e dare prospettiva anche a un'agenzia che serve per la protezione ambientale ma che svolge ovviamente dei servizi essenziali a tutela dell'aria, dell'acqua, dell'ambiente e quindi sono tutte criticità che dobbiamo affrontare, alcune possono avere risposte più immediate, altre le dobbiamo costruire. Sì, è un momento molto grave per l'agricoltura siciliana, l'acqua è un momento fondamentale, l'approvvigionamento idrico per qualunque azienda, l'agricoltura irrigua è l'agricoltura da reddito e quindi senza acqua evidentemente siamo in crisi. Occorre superare questa emergenza e poi fare un piano a breve e medio termine per realizzare una serie di infrastrutture che ci consentono di risolvere definitivamente il problema. Le infrastrutture sono intanto rimettere in sesto le dighe, ci sono delle importanti opere per eliminare l'interrimento dagli scarichi di fondo delle opere di derivazione, perché solo attraverso questo possiamo ripristinare una parte della capacità utile. Non ha senso levare tutto il fango che si è accumulato nel corso di 50-100 anni. Questo fenomeno è un fenomeno normale, gli invasi sono vecchi, ma invasi come per esempio quello del Dosturzo che ha 100 milioni di metri cubi non ha la necessità di eliminare tutto il fango, ma ha la necessità di ripristinare la funzionalità levando solo la parte relativa alle opere di scarico e alle opere di derivazione. Abbiamo necessità di fare 10 impianti in Sicilia, quelli più grandi, perché il riuso delle acque reflue comporta dei costi anche più elevati rispetto alle acque convenzionali per il piano di monitoraggio, per la salvaguardia diciamo anche della salute umana. Ecco allora che ci dobbiamo concentrare su pochi impianti, nella Sicilia orientale Catania e Caltagirone che potrebbero servire la piana di Catania, nella zona occidentale Marsala, Trapani, Palermo, Castelvetrano che sta entrando in funzione. La nostra scommessa è vincere i tempi lunghi delle regole procedurali. Abbiamo un rapporto ottimale con il Governo nazionale, non mancano le risorse da parte del Governo nazionale, da parte del Governo regionale nel contrasto alla siccità, agli incendi ed altro. La scommessa mia di questo Governo è fare in modo che le procedure e le lungaggini non impediscano la realizzazione di opere strategiche per la salvaguardia dei siciliani e per la crescita anche del nostro prodotto. Sì, dopo con calma. Abbiamo già chiuso la vicenda strutturale, che era quella degli assessori, che era quella che stava ovviamente più a cuore, anche perché in presenza di siccità l'interinato, il Presidente della Regione, naturalmente non poteva durare più a lungo. Con calma poi rifletteremo, ma guarderemo dopo l'estate a quella che è un'esigenza, anche se
devo dire pure che la vicepresidenza è più un ruolo più politico che non, diciamo, operativo.